Eder. Mech. Pallister. Un nuovo dettaglio emerso dall'analisi dei tabulati telefonici rischia di riscrivere la cronologia delle ultime ore di Liliana Resinovic, la pensionata triestina trovata morta in circostanze mai chiarite. È una telefonata effettuata da Sebastiano Visintin alla moglie proprio il giorno della sua scomparsa, il 14 dicembre 2021, a finire al centro dell'attenzione. Un dettaglio apparentemente banale, ma che secondo il settimanale Giallo potrebbe avere implicazioni investigative molto significative. La telefonata al cellulare che era in casa, secondo quanto pubblicato da Giallo, alle 15:28 del 14 dicembre 2021, Sebastiano Visintin avrebbe chiamato il cellulare personale di Liliana. La stranezza? Quel telefono, secondo quanto emerso dagli accertamenti, era in casa al momento della chiamata. Non si trovava con Liliana, che a quell'ora, stando alla versione iniziale fornita dal marito, sarebbe dovuta essere già uscita per una passeggiata o per andare da Claudio Sterpin, l'uomo con cui aveva riallacciato una relazione sentimentale. Il tabulato mostra una telefonata partita da casa Visintin verso il cellulare della moglie. Ma non è tutto. Circa mezz'ora prima, alle 14:56, proprio da quel cellulare era partita una chiamata in entrata e Visintin avrebbe risposto. Dall'altra parte della linea c'era proprio Claudio Sterpin, il quale ha dichiarato di aver udito un suono di ansimare, o comunque qualcosa di strano che l'ha spinto a riattaccare immediatamente. La domanda che molti si pongono è: chi ansimava al telefono? Era davvero Liliana, in un momento di difficoltà fisica o psicologica, magari già priva della piena coscienza, oppure era un'altra persona? E soprattutto, perché Sebastiano avrebbe chiamato quel numero alle 15:28, sapendo, come suggerisce il fatto che avesse risposto mezz'ora prima, che il telefono era rimasto in casa? Secondo Giallo, questo comportamento potrebbe apparire anomalo e destare sospetti. Una telefonata a un cellulare lasciato a casa può essere vista come un tentativo di costruirsi un alibi tracciabile. Oppure è solo il gesto spontaneo di un marito in ansia. Non ci sono certezze, ma il dato è oggettivo e ora agli atti. Una doppia interazione con quel cellulare, prima rispondendo a una chiamata e poi effettuandone una, in una fascia oraria che per gli investigatori è cruciale nella dinamica della scomparsa di Liliana. I problemi di salute di Sebastiano Visintin. Nel frattempo lo stesso Sebastiano Visintin è tornato a parlare pubblicamente. In una recente intervista a Morning News ha dichiarato di essere affetto da problemi cardiaci, peggiorati negli ultimi mesi a causa dello stress continuo, della pressione giudiziaria e dell'assenza della moglie. Ha descritto il proprio stato d'animo come devastato e ha aggiunto che le voci che circolano sulla vicenda lo feriscono profondamente. A volte sono vere, a volte no, ma fanno comunque male, ha affermato, riferendosi alle indiscrezioni giornalistiche. Non è la prima volta che Visintin sottolinea le sue condizioni psicofisiche per evidenziare quanto la vicenda lo abbia colpito sul piano personale. Tuttavia questo non lo esime dalle attenzioni dell'autorità giudiziaria, che continua a indagare su di lui. La nuova perquisizione, occhi puntati sul laboratorio. A rendere ancora più tesa la situazione è arrivata una nuova perquisizione nella casa di Visintin, eseguita il 15 luglio 2025, la seconda dopo quella avvenuta il 9 aprile scorso. Questa volta l'attenzione si è concentrata in particolare sul laboratorio dell'uomo, uno spazio nel quale Visintin ha dichiarato di aver trascorso parte della mattinata del 14 dicembre 2021. Gli inquirenti stavolta non si sono limitati a cercare oggetti, ma hanno puntato il focus su un elemento tecnico: i consumi elettrici dei macchinari presenti. L'obiettivo sarebbe quello di verificare in modo oggettivo se effettivamente Visintin abbia utilizzato certi strumenti in quelle ore e con quale intensità. I dati potrebbero servire a ricostruire in modo cronologico e scientifico le sue attività, soprattutto se si sospetta che l'uomo possa aver agito per nascondere qualcosa. Nel corso della perquisizione precedente erano già stati sequestrati oltre 700 strumenti, tra coltelli, cesoie, forbici e altri utensili potenzialmente pericolosi. Un numero considerevole, compatibile con l'attività di un hobbista o artigiano, ma che non può essere ignorato in un'indagine per omicidio.
Visintin ha dichiarato di essere stato sorpreso dalla nuova irruzione degli inquirenti e di non comprendere il motivo di tanta insistenza, continuando a proclamarsi estraneo alla morte della moglie. Il punto sull'indagine. Attualmente Sebastiano Visintin è l'unico formalmente indagato per omicidio volontario, anche se la Procura di Trieste non ha ancora formulato un'imputazione ufficiale. Dopo un lungo periodo in cui si era sostenuta l'ipotesi di un suicidio o di una scomparsa volontaria con esiti tragici, l'inchiesta sembra aver imboccato una nuova direzione, più compatibile con un'azione volontaria da parte di terzi. L'anomalia dei due contatti con il cellulare rimasto in casa, avvenuti proprio nelle ore in cui Liliana scompare, potrebbe rappresentare un punto di svolta, anche se per ora siamo ancora nel campo delle ipotesi. Se gli investigatori riuscissero a incrociare questi dati con altri elementi oggettivi, ad esempio i movimenti rilevati dalle celle telefoniche e le telecamere stradali o i dati energetici del laboratorio, si potrebbe finalmente arrivare a una ricostruzione solida degli eventi di quel 14 dicembre. Finché ciò non accadrà, il caso Resinovic rimarrà uno dei più oscuri e controversi della cronaca italiana recente. Una donna svanita nel nulla, un marito sotto osservazione e una verità che sembra sempre sfuggire di mano. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.